questo è lo spazio che dedichiamo a parlare della Marina Militare, del rapporto tra Marina Militare e città, ma oggi la nostra rubrica si vuole focalizzare in particolare sulla sinergia tra Marina Militare e Università degli Studi Aldo Moro di Bari, e lo facciamo con un graditissimo ospite, il magnifico rettore dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Stefano Bronzini. Buongiorno, ben trovato, grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi, buongiorno e grazie di avermi invitato. Dunque, dicevamo, questa sinergia va avanti da tempo. Come lavorate insieme alla Marina per la città? Innanzitutto noi lavoriamo con la Marina benissimo e nella città di Taranto ancora meglio. Bene, siamo contenti. Lavoriamo in particolare sui percorsi formativi, ma non ultimo anche su aspetti della ricerca, che credo siano ben intrecciati proprio nella realtà di Taranto, che è un laboratorio dove Marina e Università stanno giocando un ruolo importante insieme. Ecco, proprio guardando a questo ruolo, insomma, che riveste la Marina Militare e al ruolo che ormai ha di diritto l'Università degli Studi di Bari anche a Taranto, quanti ragazzi scelgono poi concretamente di investire in questo percorso? Quali sono le esperienze in qualche modo che vi portate a casa anche con orgoglio, Rettore? Certo, allora con molto orgoglio, ma devo dire insieme alla Marina abbiamo costruito dei percorsi che sono sia in ambito dell'informatica, sia del diritto della navigazione, sia per quanto riguarda gli aspetti più annessi alla questione dell'ambiente, dove da anni ci stiamo impegnando, e credo che adesso con l'apertura di medicina, oltre agli storici corsi di giurisprudenza e economia, credo che l'offerta formativa dimostri la volontà dell'università di investire. E devo dire la verità, con la Marina abbiamo fatto dei grandi passi avanti anche sugli aspetti della ricerca, perché la Marina è molto attenta a questo. Questo è molto importante, anche perché è un po' il tallone d'Achille, no? Della nostra università italiana, il tema della ricerca, quindi quello che dice è doppiamente importante. Sì, più che il tallone d'Achille, io devo dire che noi abbiamo, non noi come Bari, come sistema universitario, sì. Noi abbiamo degli ottimi livelli di ricerca, abbiamo negli ultimi 15-20 anni finanziato in maniera assolutamente inadeguata la ricerca. Con la pandemia ci si è accorti di quanto la ricerca fosse importante e abbiamo nonostante questo mantenuto dei livelli internazionali molto buoni. Bari è in media su questo, stiamo crescendo, ma credo che la vera crescita sia nell'intrecciare gli aspetti formativi agli aspetti della ricerca. D'altra parte noi facciamo proprio quello che si dice, il trasferimento tecnologico dell'innovazione, proprio attraverso questo rapporto con il territorio. Marina, comune, regione lo sanno benissimo e a me fa piacere testimoniare che c'è una sinergia assolutamente virtuosa. Qual è il suo auspicio rispetto appunto a questa unione di intenti che ormai va avanti sotto i migliori auspici? Allora, innanzitutto di essere sempre coesi nelle scelte che noi andremo a fare, e lo vogliamo fare aprendo sempre più possibilità di ampliamento delle nostre offerte. Il secondo passaggio è cercare di dare a Taranto, nel territorio di Taranto, un'offerta della ricerca con uno sviluppo dei laboratori. Sì. Poi con la lentezza che queste cose meritano e la riflessione approfondita che meritano, costruire ulteriori percorsi di laurea come quelli che andremo a proporre già dal prossimo anno e che stiamo formalizzando adesso, perché il percorso è lungo e bisogna fare cose presto ma senza fretta. Ce la vuole dare qualche anticipazione? Ma sicuramente stiamo lavorando nell'ambito per quanto riguarda l'ambiente, sì. Stiamo lavorando per quanto riguarda la cyber security, stiamo lavorando anche in quelle che sono le linee che il PNR ci ha visto vincitori e che noi stiamo cercando di esportare in tutti i luoghi dove noi ci siamo, fra cui Taranto in primis, che noi riconosciamo come la vera sede. Infatti quando mi dicono Università di Bari a me piace dire Università della Puglia,